5 personaggi che hanno fatto conoscere l'operosità del Nord-Est nel mondo sono i 5 vincitori del premio Giorgio Lago. Il servizio. Premiato come interprete del Nord-Est, secondo lei perché? C'è fame di cultura, c'è fame di cucina, finalmente si può parlare di cultura e aprire un po' a scalfire quello che è questo concetto della cucina che sembra qualcosa di molto chiuso. È ufficiale, il cibo è cultura, la gastronomia è un'arte. Massimiliano Alaimo, padovano, il più giovane chef della storia Michelin, diventa uno dei 5 volti interpreti del Nord-Est nel mondo, selezionati dal premio Giorgio Lago, che quest'anno inaugura a Castelfranco il Festival della città impresa. Ma la cultura è anche sport, altro premio, altro fuori classe. A premiarlo sarà Renzo Tondo, il presidente. Che cosa vuole dire ai giovani che si affacciano al mondo dello sport? Al mondo dello sport di essere se stessi, di essere corretti e di accettare la vittoria e la sconfitta nella stessa maniera. Poi la cultura impresa e economia. Il premio va al padovano Fabio Franceschi, che ha trasformato la piccola tipografia di famiglia in una mega azienda che stampa i più famosi libri del mondo. Editore di... Guardi, sicuramente non è più facile come una volta fare impresa, perché i mercati sono saturi, bisogna fare impresa a un alto livello. La cultura e solidarietà, premiata la Protezione Civile e Associazione Alpini di Trento per l'impegno in Abruzzo, e la cultura e giornalismo. Il premio va a Toni Capozzo, cronista lui come era cronista proprio Giorgio Lago, il giornalista scomparso nel 2005, direttore del Gazzettino, editorialista della Repubblica, un giornalista che ancora da insegnare. Se ci sono dei difetti che possono essere riscontrati nell'attività professionale che svolgiamo, è che fatichiamo ad essere soltanto giornalisti e spesse volte occupiamo anche ruoli che non ci appartengono e che occupandoli ci fanno fare male al nostro mestiere. A Mario Del Monaco.